Onorevole Boff, questa mattina una firma di 3 sindaci per il futuro del territorio. Anche Vittorio Veneto ha chiesto maggiori interventi appunto sul proprio comune. Quale sarà il futuro del nostro territorio in fatto di sicurezza? Beh, sempre maggior sinergia fra le varie forze di polizia che possono garantire la sicurezza sul territorio per noi è importante. I carabinieri già fanno un bel lavoro insieme anche al nostro corpo di polizia locale. È chiaro che estendere le competenze territoriali anche del commissariato di Conegliano e potenziare il commissariato di Conegliano significa poter garantire maggior sinergia fra le forze di polizia e di pubblica sicurezza in campo. Quindi noi questo chiederemo al prefetto e ringrazio anche i colleghi di San Pietro di Feletto e di Revine Lago per essersi fatti anche loro protagonisti di questa iniziativa e estendere le competenze vuol dire anche avere più sinergie sul territorio. Quindi oltre a questo io incontrerò anche nelle prossime settimane al Ministero dell'Interno, spero di poter incontrare il Ministro Piantedosi per chiedere di avere più risorse in termini proprio di organico al commissariato di Conegliano e poterne estendere le competenze in modo da poter garantire maggior sicurezza in quel territorio che è la Sinistra Piave, che è divisa da un fiume così importante, e quindi avere una copertura territoriale di questo territorio. Ormai i furti in abitazione sono un fenomeno sempre più fastidioso e che ormai si ripete sempre più di frequente e è veramente brutto per le persone che lo subiscono. Ormai anche nei nostri piccoli comuni il traffico di sostanze, ormai a me lo riferiscono i cittadini che lo vedono, e quindi questi fenomeni di microcriminalità e di disagio giovanile diventano sempre più frequenti anche nei piccoli comuni, per cui è importante che noi, un territorio come quello della Sinistra Piave, che è un territorio produttivo importante e soprattutto collegato da grandi assi viari, ci sia sinergia fra le forze dell'ordine. Quindi in questa direzione vogliamo andare, vogliamo essere collaborativi, vogliamo cercare di creare sinergie per dare sicurezza al territorio. In questo chiediamo la collaborazione del prefetto e poi ci muoveremo per appunto creare una sinergia a livello di territorio più vasto.